Siamo con mister Simone Bragantini al termine di Bologna-Parma, risultato 3-1 in favore delle giallo-blu. Mister, un commento su questa partita, detto che forse il palo di Colombo poteva cambiare la partita. Sì, era un momento buono per noi perché dopo abbiamo avuto altre 2 o 3 occasioni sempre con Valentina. Avevamo avuto quei quarto d'ora, 20 minuti dove avevamo chiuso bene, recuperavamo bene la palla nel primo tempo e quel palo lì magari avrebbe cambiato il risultato. L'umore della squadra com'è dopo 2 sconfitte? No, ovviamente quando si perde girano le scatole a tutti, quindi è normale che siamo tutti abbastanza incazzati perché quando si perde è così. Condizioni di Kustrin che ha subito un infortunio, come sta? Ma lei purtroppo arrivava da un piccolo fastidio che si porta avanti da un po' di tempo, ha giocato anche in nazionale, aveva questo problema all'anca, in fatalità ha proprio preso una botta, quindi credo nulla di grave, penso che per domenica prossima riusciamo a recuperarla. Perfetto mister, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi Crepi. Si è raggiunto mister Salvatore Colantuono dopo il 3-1 della sua squadra che ha battuto il Bologna in questo derby. Mister, Parma che è partito fortissimo, in avvio subito il gol realizzato da Di Stefano dopo 5 minuti, è partito fortissimo anche la ripresa, gol sempre di Stefano che ha portato il Parma sul 3-1. Ha fatto la differenza questo, l'approccio e l'intensità dei primi minuti? Sì, abbiamo approcciato benissimo entrambi i tempi e quindi di questo sono molto contento. La cosa che un po' mi lascia l'amaro in bocca è che poi col passare dei minuti un pochino ci disordiniamo e perdiamo quella pulizia di gioco che comunque è un po' il nostro marchio di fabbrica e questo mi fa un po' arrabbiare, detto proprio in maniera sporca, quindi dobbiamo migliorare su questo, però devo dire che poi la partita è sempre stata in controllo, potevamo comunque legittimare il risultato perché abbiamo sbagliato alcune occasioni veramente clamorose. Non era facile, oggi c'era anche un gran caldo, devo dire, tanta afa, i primi caldi stagionali, quindi ci portiamo a casa questi 3 punti, 7ª vittoria consecutiva e stiamo dando continuità a questi risultati in un campionato dove le battistrada stanno correndo davvero forte. Faccio i complimenti a tutte le squadre che sono in testa alla classifica, quindi Lazio, Ternana e Cesena, oltre che noi, perché stiamo dando vita veramente a un bel campionato. 7ª vittoria consecutiva, l'hai detto anche tu, 9 vittorie consecutive, il vostro record in questo campionato che chiaramente anche per orgoglio personale bisogna cercare di battere per rimanere ancorati alla vetta della classifica. Sì, ci siamo posti l'obiettivo comunque di cercare di ottenere il massimo da ogni partita, da qui fino alla fine. Pensiamo una partita per volta e poi quando arriverà il 19 maggio leggiamo la classifica e vediamo cosa dice. Chi sarà più brava si porterà a casa la Serie A. Noi fino all'ultimo secondo non molliamo niente, è una squadra forte composta da calciatrici di valore, ho la possibilità comunque di avere anche dei cambi di tutto rispetto e quindi sono molto fiducioso. In ultima, prossima giornata contro Ravenna che oggi ha trovato la matematica retrocessione in Serie C, errore chiaramente da non fare, sottovalutare l'impegno. Ma sì, il Ravenna non ha nulla da perdere, qualsiasi partita la giocherà in maniera spensierata, quindi senza pressione mentale. Le squadre che invece che hanno l'obiettivo di fare dei punti non devono sbagliare, ma la concentrazione è uno di quei fattori che ti porta a essere vincenti e quindi noi non possiamo permetterci di perderla. Bene mister, complimenti, grazie e in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Arrivederci.